Ci risiamo, siamo di nuovo in diretta dal Pala Bonini sul 20-11 per la Jolly 5 Frongi. Continuiamo ad avere problemi di connessione e ci scusiamo, purtroppo oggi va così. Salta continuamente la connessione internet, non capiamo. Forse è il brutto tempo, Gabriele, che sta facendo brutti scherzi. Mentre si asciuga il campo al Pala Bonini. 20-11. Più uno per la Jolly. Bellucci con la sua palla Borghetti. flottante. Spazio libero. Sì, non c'era muro, non c'era niente. Sì. Approfitta il Cosenza per portarsi al 13° punto, 7 punti di distacco tra le due squadre. 20-12. Servizio Naccarato, se non mi sbaglio. Teos Dall'Agnò riceve e attacca. C'è la copertura, la palla torna nel campo della Jolly con un attacco da parte di Longo. 20-13, che forse si è fatto male, no? Si è ripreso. Sì, forse è caduto un po' male. Chiede formazione intanto il capitano Andropoli. Sì, Longo si tocca il polso. È caduto male forse. Iorno al servizio, tutto pronto, si ricomincia. Matteo Salagnol e Matteo Salagnol, mani fuori. 21-13, risponde subito la Jolly. Matteo Salagnol al servizio. È out. Però c'è stato il tocco. Cosa c'è? Out. Ancora indecisa la coppia arbitrale. Sì, out. Andropoli al servizio. Su Matteo Salagnol. La Ganà. Palla recuperata. Free ball per la Jolly. Abbiamo visto un ottimo Matteo recupero. Bonati che insacca. 22-14. Ha visto era stato bravo il Cosenza a recuperare il quel muro pallone con Longo, mi pare che fosse, che era distante dalla rete. Sì. E dici io quasi quasi, visto che faccio l'alberghiero, insacco. Ancora Jolly, Samuele Aprile al servizio. Borghetti, pallonetto, faccia copertura. Tocco sia tocco che in campo questa palla toccata dalla Ganà d'esperienza. 23-14. Ancora Samuele Aprile. Borghetti, pallonetto, copertura di Samuele Aprile. Matteo Bonati è out, cerca questa volta il tocco. C'è il tocco. C'è? Dice no. Longo non ci crede, tutto il Cosenza non ci crede. Sì, non so se si rivede il... Siamo in linea? Sì.
24-14, 10 punti di distacco tra le due squadre. Samuele Aprile ancora. Borghetti, Muro è out. Mani fuori. Annullato il primo Naccarato. set point. E Naccarato al servizio. Out. Cioè sì, vabbè, out. Prende la rete in pieno. 25-15. Finisce anche il terzo set al Palaponini con 10 punti di distacco tra le due squadre. Stiamo vedendo una partita un po' strana. Abbiamo visto un primo set dominato dalla Jolly. Nel secondo set l'ha vinto il Cosenza dopo 6 punti di distacco. È quello in cui abbiamo avuto difficoltà a mandarvelo in diretta per vari problemi. Poi la Jolly aveva tentato il recupero nel secondo set, alla fine l'ha portato a casa il Cosenza e adesso, come nel primo set, dominio della Jolly. Noi ci sentiamo tra pochissimo, mandiamo la pubblicità. Sport. Il tuo benessere inizia da qui. Rieccoci in diretta dal Palabonini. 2-1 per la Jolly, che ha risolto le difficoltà che ha avuto nel secondo set. Vedremo chi avrà la meglio nel quarto set. Allora Renato, abbiamo scoperto adesso una cosa. Sì, abbiamo scoperto Perché che prima ho ricordato di lasciare mi piace alla pagina Facebook nostra, l'edicola di Pinuccio. L'edicola di Pinuccio. Ma stiamo notando che Aspetta. nei risultati perché dopo aver clonato le due scimmiette, a Roseto hanno clonato l'edicola di Pinuccio. esattamente. Radio Roseto ha Quindi aperto... vi chiediamo un favore, se volete andate su quella pagina, si chiama l'edicola di Pinuccio, e segnalate. Si chiama l'edicola di Vediamo se Pinuccio. riusciamo a Noi far siamo chiudere. edicola di Pinuccio da oltre 12 anni. Sì, esattamente. Quindi vi ricordiamo di lasciare mi piace alla nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, non l'edicola dove di il Pinuccio. logo è Non un c'è- campanile con la Sì, chiesa. esattamente, con la torretta, la storica torretta di Cinque Fronti. Intanto giallo al Cosenza. Per ritardo? Io ero girato, non ho visto. Non lo so, ma in ogni caso stavamo
eravamo alle prese con questa pagina. Oppure se i proprietari ci stanno ascoltando, possono tranquillamente cambiare nome. Lagana pronto, tiene al bene servizio. Borghetti, e Borghetti viene servito, ma Out. parte un siluro. 1-0 Jolly, non c'è il tocco, era già ad esultare il Cosenza. Mentre Andropoli si è fatto male al pollice della mano destra. Di nuovo Ancora Lagana, sempre Lagana, su sempre Borghetti. su Borghetti. Primo tempo murato, muro di Nicolas Nardi. (2-0 Jolly). Sempre Lagana al servizio. Ancora forte la Jolly, e ancora una volta Domenico Lagana con un altro dei suoi ace. 3-0 Jolly. Ancora Lagana, pronto, Marchetti. sul libero Marchetti, Fa buona guardia Nicolas Nardi. Nardi e mette giù questa palla che era destinata a entrare nel campo della Jolly. Sì. Ancora una volta Lagana sgrida i suoi. Narducci, Mille sì, stavolta stavolta riceve bene Borghetti, cerca la palla spinta, ha trovato la testa del muro. Ancora Marchetti Lagana. tiene, alza Fasano, una doppissima. 5-0 Jolly, doppia di Fasano, e ancora Lagana al servizio, al Pallabonini di 5 Frondi. Ancora Marchetti forte. questa volta tiene bene, Bruno Borghetti Trova sfrutta la testa di Bellucci. di Bellucci, non Sì, direi. Bellucci? Sembrava più Nicolas. Quindi mani fuori trovato da Borghetti, in questo caso testa fuori. Longo al servizio. E out. Matteo Bonati al servizio. Forza Matteo, turno precedente di battuta non è stato incisivo, vediamo indicazione di coach Polimeni, tutto pronto, fischio dell'arbitro, Bonati al servizio. Su Marchetti quasi un ace, quasi un ace. Recupero, ottimo recupero del Cosenza, che qui non ci può far nulla. Time out, Gabriele. Sì. (7-1) Jolly, le squadre sono di nuovo in campo. Bonati al servizio. Su Marchetti, questa volta è buona ricezione, primo tempo, ma c'è copertura di Giovanni Chillemi dopo il tocco del muro e
Mateus Dallagnol nei 3 metri, butta giù questa palla, Marchetti in tuffo, niente da fare. Di nuovo Marchetti, out, prende malissimo la palla. Si è sentito anche il colpo, Gabriele. Era Fasano o Iorno per Gabriele? Stai spippolando sul No, cellulare. sto guardando appunto quel fatto di prima. Sto segnalando. Borghetti è out anche questa. Marchetti, Andropoli per Bruno Borghetti che non riesce a mandarla di là, tentando questa volta un pallonetto. Non ha voluto forzare, ma non ha dato una sufficiente spinta alla palla, che si ferma sul nastro e ricade, forse toccando anche l'asta, e ricade in campo. Bonatti al Borghetti, servizio. pipe, ma c'è copertura di Giovanni Chillemi, Matteo Salagnol, c'è Murato, confusione e out. Poi il tentativo che sblocca la situazione, il Cosenza, dopo 7 turni, dopo 7 battute, e Fasano al servizio. C'è Chillemi, recupero quindi Jolly, la canasta, Free ball da quest'altra parte, Borghetti, muro del brasiliano Nicolas Nardi, che risponde all'alto brasiliano ex Bruno Borghetti. Ancora c'è un cambio, doppio cambio nelle file del Cosenza, esce Fasano, entra il numero 9 Gengaro e Andropoli per Naccarato. il secondo arbitro sta parlando con la panchina del Cosenza, con il coach, tutto risolto. 12-2. Nicola Sanardi al servizio, si ferma sulla rete, servizio Borghetti. bene Bonatti. Matteo Bonati, la Canà, tocco del muro, recupero di Marchetti in tuffo, Gengaro in bagger, dall'altra parte risponde la Canà, Matteo Salagnol. Mette a terra una grande palla il brasiliano, posto 4 del 5 Frondi. Ottime costruzioni della Jolly, ben organizzata. Si asciuga il campo dalla parte del Cosenza, tutto ok. 13-3. Sparta è pronto a fischiare. Jolly in +1. Mille riceve male, recupera in qualche modo, Finisce sul seggiolone dell'arbitro Marchetti, il tentativo di recupero in bagger. è libero Marchetti che finisce sul seggiolino.
14-3, ancora Bellucci al servizio. Marchetti non bene, alzata, tocco del muro, Naccarato manda sulle mani del muro, out, punto Cosenza. 14-4, servizio Iorno. C'è notte, Renato? Se c'è Iorno c'è notte. Certo. Matteo Salagnon riceve bene, Laganà, out, Out. non c'è tocco? Non c'è tocco. No. Sta battendo 5. battuta di Iorno di Sera. Primo tempo di Samuele Aprile, servito bene da Bellucci, ha avuto tutto il tempo per guardare il campo e indirizzare la palla. Eh sì, Samuele ogni tanto si fa sentire con qualche punto. 15-5, pronto il martello brasiliano della Jolly al servizio. Eisa Si guardano Borghetti e Marchetti fanno pure rima. Sì. E nessuno dei due però interviene su questa palla che si sfila in mezzo e si pianta sul tappeto arancione o rosa, come lo possiamo vedere sto colore. È più un arancione. Questa volta Wow. è lunga. Lunghissima. 16-6. Al servizio Naccarato. C'ha l'uno improvvisato Naccarato sulla maglia. Come? Ha l'uno improvvisato sulle spalle. C'aveva solo il numero 4 e l'uno è stato messo con scotch, non so con che cosa. Matteo Bonati, c'è tocco. Sì. Sì, c'è tocco. Di Longo. Si è visto. 17-6, doppio cambio nel Cosenza. Allora Esce il numero 9. Gengaro ed entra il numero 7 Fasano. Naccarato per Andropoli. E quindi rientrano i titolari, I titolari. del Cosenza. Sì, ha dato un po' di riposo. Andropoli lamentava un dolorino, abbiamo visto più volte toccarsi la mano destra, solo che l'angolino laggiù è freddo, ragazzi. Samuele Aprile 17-6. su Bruno Borghetti che riceve bene. Dall'altra parte c'è un bel attacco del nuovo entrato Fasano, porta a 7 i punti del Cosenza. Intanto 1000 al servizio. La recupera Sì. Matteo Stallagnol all'ultimo secondo. Non ci ma arriva però. Sì, era troppo Indietro. lunga, sì. E poi anche il fair play tra Bruno Borghetti e Laganà. 17-8. Sempre 1000 al servizio. In realtà è 1. Sì, lo ripetiamo tante volte. 18-8 regala. Sì, 1000 lancia fuori di 1000 millimetri. Era un metro fuori. Laganà Ancora Jolly, ancora all'opposto Laganà. su Marchetti. Bene. E si è Di coordinato nuovo molto Fasano, bene. sì. Il Fasano muro si- non era perfetto. Esatto, e Fasano si era coordinato bene. Cambio nella Jolly. Doppio cambio. Sì. Cambio Esce, quindi chi anche esce? di rotazione. Esce Laganà ed per entra Tofoli. sì. E esce Bellucci, entra Alberto Limberger. Quindi cambia la rotazione. Adesso il palleggiatore Sì. della Jolly si trova al posto 1. Sì.
E ora è richiesta formazione. Dopo questo cambio è stata richiesta formazione. Sì, Fischia il microfono in palazzetto, fastidioso per le orecchie. 18-9 mentre si guarda per la formazione nella Jolly. Era proprio come si sono posizionati prima in campo. era giusto. Sì, con Limberger Ok. a posto 4. Longo al servizio. Lungo. Out. Longo, Di Longo. ne sta sbagliando abbastanza. Sta sbagliando abbastanza servizi. Longo. È troppo lungo, mi dicono dalla regia. Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Mille, Inbagher, Andropoli, Borghetti butta di là. Tofoli, Costruzione. primo pallone di Tofoli che serve bene. Nicolas Nardi. 29. Buona combinazione Tofoli Nardi nella Jolly. Abbiamo visto un grande attacco. Matteo Bonati ancora. Sempre su Marchetti. Attenzione al primo tempo. Peccato, l'aveva intercettato Era pronto, Nicolas sì, Nardi, però la palla finisce out. Fasano al servizio su Chillemi. Dopo il muro Hanno la palla- recuperato Tofolo, Inbagher in tuffo, alza per Matteo Salagnol, mani fuori. Sì, dopo il muro la palla tocca l'asta. 21esimo punto per la Jolly. Ed è Nicolas Nardi ora al servizio. Su Molto Bruno bravo. Borghetti che riesce a tenere questa bomba, e Bruno manda dall'altra parte, free ball per la Jolly. E una pipe di Matteo Bonati, la prima pipe di Bonati. Eh sì, 22-10 abbiamo visto Buona. Bonati in crescita in questo set dopo vari errori. Dai, È stato bravo qui in pipe, cercato da Tofoli. Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Forzerà. è out, peccato. 22-11. Ed è Borghetti al servizio. Forza anche lui su Bene Chillemi. Chillemi. Mamma mia. Limberger rimane in aria. Sì, sì, si fa sentire anche lui. 23-11, mi sta piacendo come sta gestendo il pallone Tofoli. Controllate le scarpe di Limberger che devono essere cariche di elio. C'ha il trucco, c'ha le ali. Anche Bene. lui. Forza Borghetti, servizio. muro, copertura di Tofoli, alza Chillemi per Matteo Salagnol che viene murato dalla coppia Fasano Andropoli, mi pare, non ricordo. Stavo dicendo anche al servizio è saltato molto Limberger. 23-12. Il punteggio al palazzetto dello sport di Italo Bonini di 5 fronti. Diorno, jump flot per lui su Matteo Salagnol, primo tempo di Samuele Aprile Un po' strano, che con astuzia non ha forzato, ha toccato per l'angolino, bravo. Un po' strana, secondo me è stata più fortuna. No, si è visto bene il tocco, è arrivato e ha dato un tocco laterale, forse non era ben piazzato, era l'unica soluzione, però
È una soluzione che porta sul 24-12 con ben 12 punti, palle set e match point. Matteo Salagnol tiene bene Mille, primo tempo, no, non era un primo tempo, copre Topoli, bravo. Limberger alza Borghetti, 4 e 4 e 4 e 4, sì, fischiate dal secondo arbitro e tutti ad esultare. 25-12 il quarto set al Pala Bonini, finisce 3-1 per la pallavolo Jolly Cinquefrondi, porta a casa questo derby calabrese. Scendo subito perché c'è un giocatore che vuole parlare ai nostri microfoni, c'è Bruno Borghetti. È arrivato? No, verrà dopo. Scendo io. Sì, scendi tu, prendi il microfono. Esulta la Jolly in attesa del match di domani tra Pozzallo e Palermo in casa del Palermo. Una vittoria del Palermo porterebbe la Jolly in seconda posizione. Ecco Bruno. Prova? Sì, ci stai? Ci sei, Gabriele, puoi andare. Siamo qui con Bruno Borghetti, l'ex della partita. Hai giocato come sempre una grande partita, abbiamo visto soprattutto un ottimo secondo set, ti abbiamo trovato dappertutto, ti abbiamo trovato a muro, in copertura, proprio dappertutto. Hai fatto quanti punti? Non lo sai ancora? No, non lo so, ancora non lo so quanti punti avevo fatto. Va bene, devi salutare qualcuno. Grazie. No, io volevo salutare la mia famiglia, però saluto in portoghese. Okay. Queria agradecer minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, que da outra vez eu esqueci, hoje não vou esquecer, minha avó, meu avô, meus tios, minha namorada, todo mundo que está lá torcendo por mim pelo Brasil. Agradecer a torcida de todos. Hoje, infelizmente, a vitória não veio, mas a gente vai trabalhar o máximo possível para nas próximas acabar vindo. Allora, hai salutato tutti qua sotto rete, che ricordo ti è rimasto della Jolly? No, sono buoni ricordi di qua della Jolly, quei ragazzi. De Polimeni, lo staff tecnico, tutti qua con me hanno trattato benissimo e sono troppo felice di tornare qua anche come ospiti, però sono veramente soddisfatto di stare qua con questi tifosi tutti, felice, sono veramente felice. Grazie Bruno, noi ci rivediamo presto. Allora vediamo se riesco a contattare Polimeni. Devono andare a fare la foto di rito. Aspettiamo un altro po' al mister Polimeni, dobbiamo aspettare. Devono fare la foto. Mentre vediamo anche i tifosi che continuano a salutare il nostro caro Bruno Borghetti. Aspettiamo la foto. Vediamo se Gabriele riesce a beccare gli altri brasiliani, però se ne stanno andando al microfono. Non vuole parlare nemmeno Nicola Sardi, lo volevo intervistare, non vuole parlare. Abbiamo qua con noi il mister, un'altra grande vittoria
da parte dei ragazzi che come sempre trovano il loro blackout ma riescono a rispondere. Vabbè, questo è importante, riuscire a trovare sempre il bando della matassa. Questo è una pallavolo, è anche questa. Ci sono anche gli avversari d'altronde, no? E Cosenza comunque mi sento di dire che nel secondo set, a partire dalla battuta, ci ha messo molto in difficoltà. E niente, poi abbiamo ritrovato noi stessi, la grinta giusta, sai, vincere facile un set è sempre un pericolo. Probabilmente c'è stato anche tanto di questo, perché l'approccio alla partita mi è piaciuto molto, poi siamo calati anche in intensità. Il secondo set, al di là dei meriti degli avversari, è stata anche una conseguenza di questo. E va bene, poi ci siamo ripresi, abbiamo vinto alla grande il terzo e il quarto set. Abbiamo visto l'ex Bruno Borghetti dappertutto, soprattutto nel secondo set vinto dal Cosenza. Cosa pensi di questo ragazzo? Ma Bruno è un ragazzo dalle doti straordinarie. Lui qui non è rimasto perché il nostro budget era minimo e quindi non poteva restarci, ma se no sarebbe stato senza alcun dubbio tra i riconfermati di questa società. Dispiace non averlo qui, però l'importante è che lui stia bene, stia felice, perché io mi leggo sempre ai miei atleti e sono felice se loro lo sono, al di là se vestono la mia maglia o no. Grazie mister Polimeni, noi possiamo salutarvi, mandiamo l'appuntamento al prossimo match. Sì, il prossimo match, Gabriele, che vedrà Dipper Mandor 5 pronti contro la Vupe a Sant'Agata dei Battiati il 17 febbraio alle 17 alle 17. Appuntamento con noi. Grazie per averci seguito al prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti.